Ben ritrovati dalla redazione. Schianto contro un albero sulle piste di Lagazzuoi, muore un tredicenne di nazionalità inglese. Una vacanza sulla neve si è trasformata così in una tragedia per una famiglia inglese che aveva approfittato della sospensione delle lezioni scolastiche previste nel loro paese per le vacanze di medio termine dal 17 al 21 febbraio. Papà, mamma e il figlio tredicenne erano alloggiati a San Cassiano insieme ad un'altra coppia di amici, sempre inglesi. Una donna 48enne di origini rumene è stata fermata dai carabinieri mentre viaggiava in auto ed è stata arrestata per furto, rapina, truffa appropriata indebita, lesioni e altro. E in tutto 4 i latitanti rumeni fermati e arrestati a Trieste durante l'attività di controllo dei carabinieri in 4 differenti operazioni nelle scorse settimane. No al nuovo centro di accoglienza per migranti di Via Udine a Trieste. Non usa mezzi termini il neocoordinatore comunale di Fratelli d'Italia Claudio Giacomelli nel suo discorso di insediamento, partendo da una premessa: non dimenticare ciò che l'elettorato di destra vuole, ovvero debellare l'immigrazione clandestina, un tema caldo a Trieste per il confine più che nel resto d'Italia. Sport calcio, il calcio di rigore trasformato da Olivieri regala 3 punti alla Triestina che continua la risalita in classifica e mette in saccoccia un'altra importantissima vittoria. La squadra di Tesser ha avuto almeno 4 occasioni nitide per chiudere la partita. L'Alcione tuttavia non ha mai calciato in porta. Pallamano, un gol di Heusmann firmato a 7 secondi dalla fine. La Pallamano Trieste esce con un soffertissimo pareggio da Belluno e conquista la promozione in Serie A Gold. Un punto serviva, un punto arrivato al termine di una partita nella quale i biancorossi sono stati lontani parenti della formazione capace di dominare il campionato. Applausi a Trieste, applausi anche a un grande Belluno che ha saputo mettere in difficoltà la capolista fino alle battute finali. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo nuvoloso con nubi basse su Isontino, Carso e Trieste, in prevalenza variabile altrove, con maggiori schiarite sulla fascia alpina. Verso sera non si esclude la possibilità di qualche debole precipitazione sparsa sulle Alpi, specie sul Tarvisiano, con quota neve a 1600-1800 metri. Per quanto riguarda le temperature in pianura, minime fra 2 e 5, le massime fra 11 e 13, sulla costa minime fra 5 e 8, le massime fra 9 e 11 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, alla prossima edizione.